Benvenuti alla seconda puntata della sesta edizione di Lo Sapevo, sempre con le nostre Proloco pronte a forza di quiz. Saranno veramente pronte le Proloco di questa sera. Avete visto la scorsa ha vinto Zoppola, è stata una serata, un quiz avvincente fino all'ultimo minuto. Questa sera si affrontano altre due Proloco, sempre tutte con il Green Pass, perché siamo qui in presenza, abbiamo validato tutti i Green Pass e ci teniamo a dirlo come in ogni puntata. E anche lei, validata di Green Pass della Società Filologica Friulana, è tornata qui con noi, Serena Fogolini. Mandi Serena! Oh, buonasera Alexis, è un piacere tornare ieri con voi, è un piacere tornare a Viodi in nostri amici dalle Proloco. Sì, Vi presentiamo subito, partiamo dalla Proloco di Dignano, i campioni dei campioni, capitanati da Massimo, eccoli! E poi sono tornati con molto piacere, davvero, la Proloco di Memacco con Redi, capitano! Perché ho detto campioni dei campioni? Perché loro, caro Redi, hanno vinto anche la Champions League, Lo Sapevo. Hai veduto? Ah, tu hai veduto? Mago? Quindi sono stati più pardon. Siete pronti? Siamo pronti. Perché, sai, quelli di Dignano sono quasi degli abitué, loro hanno partecipato a tutte le puntate, tutte le edizioni, quindi sono davvero preparatissimi e fedelissimi. Anche voi, perché ci tenete a partecipare, Redi? Sì. Penso almeno quante edizioni abbiamo fatto complessivamente? Io ne ho fatte 6. Almeno 4 credo che le abbiamo partecipate. 4 voi le avete fatte, quindi bene, bene. Allora, sapete che abbiamo più quiz in friulano, quindi preparatevi perché Serena è scatenatissima con la Società Filologica Friulana. Ecco, anche se è la più buona del gruppo, dobbiamo dirlo. Ma non vi ho dato l'ora di tornare in vore, dunque prepararsi. Quindi preparatevi a tutto, ma prepariamoci a scoprire il primo argomento con il nostro cubo virtuale. Vediamo. Cultura, qui avete più tempo di iscrizione, 30 secondi, minimo di 5, massimo di 10. L'aquila sulla bandiera del Friuli, secondo alcuni studiosi, in origine era in realtà un falco, un tacchino, una poiana, un grifone. Memacco risponde subito un grifone e conquista i primi 10 punti, bravi! Pensa che lui ha perfino la mascherina con il grifone, quindi non potevi sbagliare. Serena, raccontaci tu il perché. Sì, grifono aquile, più che altro, più le bandiere dal Friul, che ormai Duc o Savin, via dell'ore, ciò che gli fate, lo insegnina anche ai fruttins dagli squelutis, che anzi sono braurosi, contanus, candè, do versions, che col sfont blu e che col sfont ros, o volevi più che altri fevelaus de bandiere invece de regione autonome Friul, Vignesi e Giulia, perché più di qualchiduna agli sconfont, e allora disin subito che queste aquile che vi odeis, che qualchiduna le chiappe per un grifone e che si chiate dai standards dal patriarchiato, la più famosa, Clare, è che dal Beat Bertrand, che se la puoi sviodi in tal museo dal domo di Udin e che è superiore dal 1300, invece che vi odin sulla bandiera delle regioni autonome, che è simile ma è in un'altra posizione, e è peade un'iscrizione che si le chiate invece dal museo di Aquilea e che è appunto un'iscrizione dal 230 voto dopo di Cristo e è peade che viene conosciuta tanto che bellum aquileiense. Mi fermi qui e uslassi la curiosità di là a sgarfare e della via di c'è occasione storica che è stata che. Brava Serena, brava, preparatissima. Allora, tu hai solo l'Udinese e quindi solo le bandiere dell'Udinese in testa, vero Massimo? Andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale. Vedete che in vantaggio adesso Memacco con 10 punti. Qual è il soprannome dei giocatori dell'Udinese? Orsacchiotti, Pantere, Zebrette o Caprioli? Non potevi sbagliare qui, Qui
zebrette proprio non potevi sbagliare perché sono i colori bianco-neri ripresi proprio dallo stemma comunale della città, bianco e nero. 5 punti che avete conquistato, perché? Perché nei quiz di cultura c'è un valore maggiore di punteggio da conquistare e anche un tempo maggiore per conquistare i punti. Solo la cultura quindi è il quiz del valore maggiore, dove si possono conquistare punti. Quindi è solo per farti capire com'è la situazione. 5 punti, quindi per Dignano, 10 per Moimacco, ma andiamo avanti perché naturalmente ci sono anche altri quiz di cultura e poi c'è il friulano che farà la differenza e il proverbio. Andiamo avanti. Cultura. Il mercante asino sul ponte di Braullin, secondo la celebre canzone popolare, che cosa vende? Lupini, cipolla, carote e fagioli. Sono proprio lupini. Bravi! I lupins. Beh, fatevi un applauso almeno, no? Siete concentrati. E qui vedete che avete conquistato subito 10 punti perché il quiz era legato appunto al mondo della cultura. Cosa c'è che non va? Siete già sconsolati dal fatto che vi hanno... No, sono lento, figlia. Ah, tu sei lento, boh. 15 punti di Dignano, Moimacco 10, ma la gara è ancora lunga, quindi andiamo avanti e andiamo a vedere il prossimo quiz, il nostro cubo virtuale. Territorio! Vogliamo sapere dove si trovano i Magredi, l'arida steppa friulana, nella bassa friulana, in Carnia, nel Friuli occidentale, nell'Isontino. Nel Friuli occidentale, Serena, giusto? Sì, Dignano non poteva sbagliare, non sei qui sta troppo lontano. Il conoit alluvionale si chiama proprio così scientificamente, riformata dai flums Midune e Cilline, mi raccomando per Fulan che i due flums che sono femminili, si lo può sviare anche dal spazio, dal satellite, e sono conosciuti anche Tiaris Magris, no? Perché i clapadorie sono claps, ma sono un lavoro importante dal punto di vista delle faune e delle flore, tanto è vero che sono tutelate, tanto che siti di interesse comunitari e anche dentro dal programma di Natura 2000. Brava Serena, precisa. E Dignano mantiene il vantaggio con 19 punti, Moimacco 10 e Moimacco, devo dire la verità, che si porta dietro sempre un ragioniere barra notaio che prende appunti su tutte le risposte, cioè poi magari la prossima edizione vediamo di tenerla in regia, così più punti voi? Ma guardi che il punteggio è in automatico sulla risposta, quindi è il quiz. Più punti, a chi vorrebbe dare più punti? Non ho capito. In questo momento è Dignano 19 e Moimacco 10? Cultura 10. Sì, però a seconda del tempo. Cioè se tu rispondi subito su un 10, altrimenti va a scalare. Dipende da quanto sei bravo, veloce a rispondere. Vede che adesso è in crisi, il ragioniere è in crisi. Lui che ragioniere la va di fare gli udici al mio questo. Occhio! Ma poi mi dite in pubblicità il signore di che cosa si occupa nella realtà. Andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Ecco qua, ancora cultura, qui avete 30 secondi, un massimo di 10 punti, un minimo di 5. Gnaus, il nomignolo degli abitanti di quale paese? Morteriano, Verzenis, Gorizia, Spilimbergo. Ed è Verzenis. Risposta esatta per Moimacco, il notaio è contento. Allegria! E non dove lui? Brasche di Moimas, il Gnau è il Raf, in verità, in la varietà di Verzenis, o meglio di Verzegnas, però è passata a identificare proprio tutti che sono stati gli abitanti di Verzegnas. E quindi è corretto. Voi da Dignano non... Raf di Bruade, tipo? Raf di Bruade, peraltro le loro Bruade è fatte invece che con la vinaccia, no? Col vino, col miluccio e dunque anche un sapore, un momento in più dolce, esatto. Okay. Dunque mangiare Bruade comunque. A bombe. Bravi, bravi, complimenti a Moimacco. Vedete adesso la situazione, 20 punti Moimacco, Dignano 19, quindi va valutata anche la velocità di risposta. Più siete veloci, più avete la possibilità di conquistare punti. Questo è il nostro gioco. Ma invece
non c'è bisogno di essere tanto veloci nella risposta del proverbio in friulano e quindi siamo pronti per andare a vedere il primo proverbio in friulano della serata. La sa che la magne e ledi per campagne. Che cosa si intende dire con questo proverbio? Avete la possibilità di aspettare un attimino, avete un po' di tempo per pensarci perché andiamo in pubblicità e la Proloco che è in svantaggio ha la possibilità di rispondere, vedete che nessuno mi ascolta perché stanno lì pensando, ragionando, sono già lì che pensano. Allora Dignano ci risponderà subito dopo la pubblicità, Massimo, quindi preparati, pensaci ancora un po' perché noi vogliamo sapere che cosa si intende con questo proverbio. Andiamo in pubblicità, poi ci ritroveremo a Lo Sapevo, tra poco. Eccoci qua, bentornati a Lo Sapevo con le Proloco in studio. Moimacco, Dignano si sfidano, eravamo rimasti in sospeso con un proverbio, lo rivediamo in grafica perché la Proloco e Dignano deve darci la risposta per primi. Se non ce la daranno esatta, risponderà Moimacco. Vediamo. Tornina, ripetilo, la sa che la magne e ledi per campagne. Allora Massimo, avete avuto un po' di tempo per pensarci. Che cosa si intende dire con questo proverbio in friulano? Ma ne si pensava che siccome la magna è un serpente non pericoloso, innocuo diciamo, ne si pensava che non preoccuparsi delle cose se possono andare diciamo per loro conto facilmente, ecco. Cioè non preoccuparsi inutilmente delle cose. Allora, mi ha messo un tic di filosofia e parsore che non commentava, ma hai capito il senso appunto, alle come che dicono loro, la sacca li robis a lei in pallor viars. La magna di fat, come che voi dite bene, le che sarpint, no? Un evore grande, presente soprattutto in chiarnie, e per altri si pe a una delle figure di Magance, ve ne stai dall'immaginari, no? Dalla mitologia furlane, e appunto la magna in verità che sarpint al veniva anche venerata di banda dai nostri svons e in daura i Chels e dunque perché il noto chialo anzi la salu libar di là. Bene. Bravi, bravi, bravi! Conquistate 5 punti. 5 punti vale il proverbio, notaio. Quindi adesso vediamo il punteggio corretto. Perché io, cioè Serena, tu nel giallo vedi adesso vediamo. Tra poco provi a smicciare un tic, viodin. Tra poco saremo pronti e Dignano a 24, giusto? Moimacco 20. Il nostro notaio prende nota, giustamente, ed è così. Dopo aver risposto in maniera corretta al proverbio. Ma ci sono altri quiz, poi saremo pronti anche per l'altro gioco in friulano, le 10 parole in friulano. Andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, così capiamo l'argomento del gioco. Territorio. Andiamo a Zoppola. Come si chiama il corso d'acqua che circonda il castello? Roggio Castellana, Rio Bretella, Rio Zoppoletta, Rio Fiumetto. Rio Brentella. E non è neanche Rio Zoppoletta, è Rio Fiumetto. Questa è la risposta esatta e lo conferma lo stesso Proloco che è stata nostra ospite la scorsa puntata. Infatti è un quiz che ci è stato inviato dalla Proloco di Zoppola, quindi anche voi dalle prossime volte mandateci i vostri quiz che fanno riferimento al vostro territorio per mettere in difficoltà le vostre Proloco avversarie. E infatti Zoppola vi ha messo in difficoltà perché nessuno ha dato la risposta. Dignano mantiene il vantaggio 24, Moimacco 20. Andiamo avanti e andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Cultura, più punti in palio e più tempo per pensarci. Lo scrittore Gino Marco Pascolini è stato anche sindaco di San Daniele del Friuli, ma di dov'era originario? Lignano, Gemona, Cividale e Maniago.
Di Cividale, corretto. Brava la proloco di Mammacco. Grazie. Ma bravo il notaio, perché il notaio ha dato lui la risposta, perché ho sentito lui che ti diceva Cividale. Boh. Eravate amici, quindi lo conosceva. È stato anche sindaco di San Daniele, corretto. Il notaio è fortissimo, ce le sa tutte, bravo. Andiamo, ha studiato. Voi Dignano invece più difficoltà. No, la Savelli è stato più svelto. Per una volta è stato più svelto. Allora, vediamo com'è la situazione e se anche il notaio conferma. Moimacco 99, magari. do i numeri io. Ma no, perché nel giallo faccio difficoltà. 29 e Dignano 24. Cioè, scusate, voi vedete bene nel giallo, non voglio, anche la signora dice no, quindi mi conforta sta cosa perché Io sono daltonic, non lo fare. 29, Maimacco è in vantaggio, andiamo avanti e vediamo il prossimo argomento del cubo virtuale. Sport! Parliamo di Chiara Cainero. A quante Olimpiadi ha partecipato, compresi i Giochi di Tokyo? 6, 3, 4, 5. Non sono 4. Ma sono 5, infatti sono Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2021. 5. Bravi, complimenti. Sullo sforzo giro è stato più bravo lui. Tu solo udinese in testa. Domechel. No, Elena Train invece. Maimacco 32, Dignano 24, ma andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio. Quale materiale si estrae dalle cave nell'area di Malga Pramosio? Grigio carnico, ghiaia, pietra piasentina, marmorino. Dignano sto giro lo sapeva, come mai? Perché lo sapeva Simone. E come mai lo sapeva? Si vede che... Sei stato l'altro giorno? Vedi che Simone. bene andare in giro per il Friuli Venezia Giulia e poi vai a scoprire queste cose e le porti qui in televisione. Bravo, l'hai fatto apposta per sapere di venire qua. Bravissimo, quindi 32 punti, Maimacco, Dignano 28, scrive intanto il notaio tutto, anche le risposte, perché giustamente lui deve avere tutto sotto controllo. E allora andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale. Ancora sport, Paralimpiadi. Chi era il più giovane azzurro alle Paralimpiadi di Tokyo? La schermitrice Bebe Vio, la nuotatrice Giorgia Marchi, il pongista Matteo Perenzan o la pongista Giada Rossi? Non è la B, è il pongista Matteo Perenzan. Complimenti Maimacco, perché classe 2003 è stato scelto anche come portabandiera per le cerimonie conclusive dei giochi, quindi il più giovane era lui. Lo sapevi tu? Lo sapeva il ragazzo dietro, quindi hai una squadra forte perché ognuno selezionati di loro... uno a uno. Uno per uno a seconda dell'argomento. Complimenti. Bravi, bravi, perché mantenete il vantaggio, 35 punti, Maimacco e Dignano 28 se non sbaglio, è così. Quindi ragazzi è arrivato il momento più temuto dalle Proloco. Sul serio? Il momento più temuto, quello della busta, la busta, perché parte il gioco. Essendo in svantaggio la Proloco di Dignano ha la possibilità di scegliere la busta, perché sai che da una parte c'è l'italiano friulano, dall'altra il friulano italiano. Che cosa preferiresti dall'alto della vostra esperienza? Friulano italiano. Friulano italiano. Quindi prova a vedere cosa salta fuori. La numero 1. La numero 1, che è questa, quindi tu la 2, per forza. Sente scogne. Allora, mi hai detto che preferivi Dal Furlan italiano. E invece
è dall'italiano al friulano. La busta 1, avviso regia così. Hai un minuto di tempo, Ok. se sbagli ritorniamo indietro come sempre, ormai lo sapete tutti. Quindi partiamo dalla prima parola in italiano, della busta 1, un minuto di tempo, sale, Il sal, pepe, pever, aglio, ai, alloro, aurar, prezzemolo, savors, spezie, ripartiamo con sale, sale, sal, pepe, pever, aglio, ai, alloro, aurar, prezzemolo, savors, spezie, drogas, zafferano. saferan, Cosa hai detto? saferan, no, No, sale, sal, pepe, pever, aglio, ai, alloro, Aurare, prezzemolo, savors, spezie, drogas, zafferano, safran, Boh, sapete buone. zenzero, zenzero, tempo zenzero, scaduto. Sei arrivato solo sullo zafferano, sono 7 su 10. Zenzero era zenzevar. Zenzevar. Zenzeva, Zenzeva. scusami, io non lo uso, quindi non... Ecco. Ginepro. Zenevre. Baranclio, Ginevre. Ginevre. Sambuco. No, no, fermi tutti Savuto. qui in regia che stiamo... Sambuco, Savuto, sauto o... Allora, lo sapeva in Saud, di qualche banda dal Saud. Friuli, si dice anche Samboccale invece. Però 7 su 10, dai, non è male. Sei Bravo. caduto sullo zafferano. Quindi, cari ragazzi di Moimacco, a voi tocca la 2. E quindi? E quindi al friulano all'italiano. E quindi se io sbaglio qualcosa, Serena, intervieni. Noi e pure, che so i ca. D'accordo. Fermi tutti qua, eh? Adesso tutti in silenzio perché partiamo con il gioco. Il friulano, guarda, Redi sta concentrando, respira Come un pomodoro, profondamente. proprio. E io le devo dire in friulano, tu in italiano. Queste, Costa, pansette, pancetta, rost, agosto, luianie, salsiccia, brusadule, bracciola, squette, ricotta, sbrume, schiuma, sponghie, burro, ardiel, lardo, sain. grasso, No, queste, costa, pansette, pancetta, rost, agosto, luianie, salsiccia, brusadule, bracciola, squette, ricotta, sbrume, schiuma, sponghie, burro, ardiel, lardo, sain. strutto. Bravo, 10 su 10! Vedi? Quando si tratta di mangiare non si sbaglia, eh? Mangiare e bere siete sempre preparati? Va bene. Come sono andati? Non male loro. Boh, erano facili, allora ora hai mettut le droghe, allora ora hai mettut cuncia, no? La Farina quince, griglia, cicin, l'unica osservazione, sbrume che appunto schiuma, le just, ma hai anche la panne, no? La panna. Quindi Bravi. diciamo sono stati bravi. Fatevi un applauso perché siete stati bravi. E vedete 45 punti adesso Moimacco, Dignano 35, sono 10 i punti che vi dividono, diciamo, e il notaio è d'accordo. Non dice niente, lui non dice niente perché è d'accordo adesso, non dice niente per quello. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, la regia me lo conferma, perché poi ci sarà il momento di giocare nuovamente con i quiz, ci sarà un altro proverbio in friulano. Quindi pronti? Che ritorniamo tra poco, lo sapevo. Bentornati di nuovo assieme a Lo Sapevo con le Proloco in studio, Moimacco e Dignano. Prima li avete visti nel gioco in friulano, bravissimi,
i ragazzi di Moimacco con Redi che le sapeva tutte, tranne una, poi alla fine è riuscito, e tu che ti sei perso sullo zafferano, Sono sullo fermato, ma zenzero. perché è una cosa non friulana, quindi... Quindi lui si giustifica così, vedi? Allora, questa è la situazione, se il notaio conferma, naturalmente, Moimacco 45, Dignano 35, ecco, conferma, io adesso sono più tranquilla, guardate. E adesso, pulsantiere alla mano, che sono i vostri telefonini, perché anche per motivi igienici abbiamo deciso che siano direttamente i capitani con i loro telefoni a giocare. E siamo qui pronti, allora con le pulsantiere vai con il primo cubo virtuale, lo chiedo alla regia per scoprire il prossimo argomento. Territorio. Quale animale è rappresentato sullo stemma del comune di Amaro in Carnia? Un leone, un gambero, un'aquila, un orso? Un gambero, a Dignano lo sapevano e lo sa anche Serena. Sì, che chi è nell'Iende che si conta per dal paese, che gli femmini ieri là di salava la robe in tal suoi e erano tornati da tutti i scattori di sin paese perché avevano venuto una bestia che non avevano mai sentito, non avevano mai veduto, io sono la saviodi. E era un gambar, un normalista in gambar, però sono tornati in lavoro, dopo per no fa brutta figura alle femmine, stanno dite che era una rude bestie che hanno scombattuto forte, hanno patito un'evore a scombattile e di fatto le chiatai anche in tala stemme e poi dopo le chiesto biel mosaico con scritto proprio sotto le rude bestie. Il gambar per altri alle peata la fiesta, una delle feste più importanti di Damar, che è la festa del Gambar, e no, o se non è vore se ne os, che attorno in vore, che così Moimas e Dignan alla randa al sicuro insieme a mangiare Gambars, no mo? Perché ridevate tanto voi? Era bella la storia. No, perché anche la racconta bene, no? È simpatica, in friulano. Attenzione, il notaio interviene. Che cosa dice? Prenda il microfono. Attraverso il microfono. Anche Ma non Manzacco? la stemme. Non ce l'hanno lo stemma. Il notaio però vuole intervenire, giustamente. Bravo. E noi diamo ascolto anche al notaio. Se vuole... Lo mettini in regie la prossima volta. Sì, assolutamente. Complimenti. La situazione è questa. Moimacco 45, Dignano 40. Ma andiamo avanti con il prossimo quiz, il prossimo cubo virtuale. Tra Olimpiadi e Paralimpiadi, quante medaglie hanno conquistato gli atleti del Friuli Venezia Giulia? 4, 6, 5, 3. Olimpiadi e Paralimpiadi, Non sono 6. Ma sono 5 e vi dico quali. Alle Olimpiadi, oro nel ciclismo con Jonathan Millan, 2 bronzi con Mirko Zanni nel sollevamento e Mara Navaria nella scherma. Paralimpiadi, 2 medaglie di bronzo con Giada Rossi nel tennis tavolo e Katia Haere nell'handbike. Queste erano le 5 medaglie conquistate dagli atleti del Friuli Venezia Giulia. Voi l'avete un po' sparata perché voi avete visto che loro hanno detto 6. Non era semplice questa. Non era semplice. Allora, questa era la risposta, vediamo la situazione, che vede Moimacco sempre in vantaggio con 45 punti, Dignano 42. Andiamo avanti con il prossimo quiz, il nostro prossimo cubo virtuale, andiamo a scoprirlo. Territorio. Stracci, San Vidotto, Pieve di Rosa sono frazioni di quale comune? Pinzano, San Vito al Tagliamento, Camino al Tagliamento a San Pier di Sonzo. Non è San Vito al Tagliamento, ma è Camino al Tagliamento. A Dignano erano tutti veloci nel dire San Vito e invece è Camino. Giusto, Serena?
Sì, in effetti anche che chi non poteva non sapere, io nel senso che io vengo di Belgrado di Villivarca, il paese staccato di Strassis, perché noi diciamo Strassis, e no Stracis, la curiosità è che chiamina all'estate sotto Codroip, difatti in tale vecchia toponomastica l'ucchiatai come chiamin di Codroip, dal 20 vota al 47, prima di tornare comune autonomo, e dal 47 si chiama chiamin al Tiliment, che però, se o pensais, è l'unico comune che si chiama dalla provincia di Udin, aveva la denominazione Altiliment, perché Altiliment di solito sono tutti i comuni che stanno di là da Laghe, e dunque sono dalla provincia di Pordenone, Morsan Altiliment, San Vito Altiliment e via in Nantes. E così è andata. Cos'è che vi ha messo in difficoltà? Ma un po' Pieve di Rosa. Che, e quindi sulla Pieve di Rosa? Vabbè, è andata così. Andiamo avanti con il prossimo quiz, anzi vediamo la situazione. 49 punti Moimacco, Dignano 42, comunque siete sempre lì. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, il nostro prossimo argomento. Cultura, più punti in palio, quindi il prossimo anno ricorre il centenario della nascita di quale personaggio friulano? Per Paolo Pasolini, Pietro Fontanini, Arturo Marignani, Pietro Zurutti. Avete anche più tempo per pensarci perché abbiamo ancora 21 secondi. Ma il punteggio scala naturalmente. Pier Paolo Pasolini. Bravi! Bravi! Voi invece eravate su Fontanini, lo so. No. Eravate lì che... Malignani, ma dopo... Malignani, loro sono veloci, perché hanno un notaio che è bravissimo. E questa era la risposta. Vediamo dunque la situazione aggiornata, perché poi, eccola qua, Moimacco 51 e Dignano 42. Ma c'è un altro quiz e poi ci sarà un altro proverbio in friulano. Quindi andiamo a vedere il prossimo quiz, anzi il cubo virtuale. Territorio, andiamo a Udine. Quanti sono i quartieri che compongono il comune di Udine? 14, 7, 9, 19. Non sono 14. E non sono nemmeno 7, ma sono 9. Udine centro, poi c'è Cormor, San Domenico, Villaggio del Sole, Rizzi San Rocco che fa il secondo, terzo Udine Est di Giusto, 4 è Udine Sud Baldasseria, il quinto è Cusignacco Paparotti, il sesto è Sant'Osvaldo, 7 è Chion Spaderno, 8 è Pacco San Gottardo e 9 Godia Beivars. 9. Voi siete di Dignano e sapete il vostro giro, e voi invece pensavate di più, il notaio pensava di più. Perché è dove? San Paolo, Sant'Osvaldo nel sesto quartiere. Quello che per andare a Povoletto. Sarà incluso in Godie. Quale? San Bernardo, ma è incluso in uno di questi. Glielo guardi, se va nel sito del comune lo trova. Sono 9. San Bernardo è sotto Udine. Sì, sì, ma però è sotto o Udine Est, Udine Sud, cioè è sotto un quartiere, ecco. Qua mi mette ansia adesso. Allora, facciamo così, che mandiamo il proverbio. Ci di tu, Serena, fai così. Mandiamo il secondo proverbio, vediamo la situazione. Moimacco 51-57. Notaio, mi può aiutare? 57. Io chiedo scusa, ma faccio fatica a vedere. Dignano 42. Quindi Moimacco 57, Dignano 42. Andiamo a vedere il prossimo proverbio. E quindi risponderà chi è in svantaggio. Da Ur de Int si va dome a messe. Ecco, vogliamo sapere il significato, che cosa si intende dire. La proloco in svantaggio, quindi Dignano avrà la possibilità di rispondere prima. Loro vedi che si stanno già consultando, Serena. Vediamo, però prima andiamo in pubblicità. Si consulta anche Moimacco, perché dice non si sa mai se Dignano sbaglia, possiamo rispondere noi.
Piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo a Lo Sapevo. Anche a casa pensateci, così chissà se anche a casa lo sanno meno. Tra poco Lo Sapevo. Eccoci qua di nuovo insieme, sicuramente anche a casa ci avranno pensato e in famiglia stanno magari mangiando e si dice così, cioè sono lì che pensano e quindi aspettano il momento di capire la risposta esatta, ma noi lo rivediamo prima in grafica, il proverbio, il secondo proverbio friulano lo rivediamo. O tornina anche a Leilu, da ur de int si va dome a messe. Allora, caro Massimo, hai tu la possibilità di rispondere per primo, perché se sbagli diamo la possibilità a Redi, capitano del Moimacco. Provaci. Noi pensiamo che sia che non bisogna seguire, cioè dare adito alle fandonie e alle dicerie della gente, restare neutri, non crederci, insomma. Tu l'hai schiappato un'evore ai larghe. Però e non non va puoi bene. proprio te data le buine, no, no. Vedi? Allora, proviamo, quindi a questo punto i 5 punti potrebbero vincerli se Moimacco dà la risposta esatta. Allora, secondo noi, Se? il proverbio secondo noi vuol dire che tu hai di ragionare col tuo ciaf, non la dau di ente, di dolci che disinchiate, si ragiona col tuo ciaf. Secondo noi è così il ragionamento. E in effetti muy mas jelat pluidonje, anzi talelat tagliust, prima di anni il capitano mi diceva no, che la parinchia su pecchiarnie, che allora si aveva dalla magne, ma si vio che non aveva nessun barbe predi che gli ha contato allora di che modo di sì, di voi magari invece di si va dome a messe, si desidera si va dome al stadio o al centro commerciale, no? Tra il senso che non bisogna là da ora de masse, massa. no? Dal pensiero appunto dalla int, ma bisogna ragionare esatto col proprio chiaf. Quel mood di che è stato tirato fuori di Lucio Peressi, che è un gran cultore delle tradizioni popolari furlanis e che anzi tu saludinse magari hanno viot usgnot e lo ha rilevato a Baracet. Ah, bravo Redi, brava la proloco di Moimacco. Quindi la prologa di Moimacco conquista 5 punti, però essendo l'ultimo blocco non vediamo il punteggio. Quindi il notaio è in grandissima difficoltà adesso perché tutti tu. lui ha il punteggio e uscirà il punteggio solo a fine puntata, però il Dignano mantiene lo svantaggio in questo momento dal momento che Moimacco ha conquistato altri 5 punti e quindi il nostro Massimo ha la possibilità di scegliere l'altra busta, o la 3 o la 4, perché si ritorna a giocare in friulano. Tu preferiresti sempre dal friulano all'italiano? Per in ben, no? Tu dici. Allora, caro Massimo, dall'italiano al friulano di nuovo. Tra due lingue torniamo in gioco con il nostro friulano, ma con la busta numero 3 che è dall'italiano al friulano. Massimo, è un minuto di tempo, io partirò con la prima parola. Bertiolo, Cividale, Cividate, Arta Terme, Darte, Artegna, Artigne, Chiusa Forte, Scluse, Chiopris, a Chiopris non passano mai. Devo tornare a Bertiolo. Bertiolo, e Bertiul, Cividale, Cividate, Arta Terme, Darte, Artegna, Artigne, Chiusa Forte, Scluse, Chiopris, Viscon, no, un altro paese. Bertiolo, Bertiul, Cividale, Cividate, Arta Terme, Darte, Artegna, Artigne, Chiusa Forte, Scluse, Chiopris. Dai, palatalizzai che la CH Il tempo è scaduto. Zop, Il tempo è Chiopris. scaduto, cioè non possiamo darla buona perché... La che fasi la veglia dei Sans. ma c'è che è? Zopris,
Ciopris o Chio? Allora, Chiopris, te la pronuncia standard, ma anche allora dicono Ciopris. Ciopris. E mi raccomandi, Artegnale d'Artigne, è un D denant, perché la più parte dai quindi? toponimi Quindi non scolari si andiamo pronuncia buona? con la D. No, va bene, o sei buona io sono buona, però mi raccomando la prossima volta marcate bene che D, che forse non si è sentito bene. Quindi ne hanno conquistate 5 su 10. Poi c'era Sequals, che era Sequals. Dama che si scrive con la C, Esatto, per Sagrado, Segrat, Valvasone, Volesone, Volesone. Varmo, Vildivar. Vildivar. Quindi 5 su 10. Va bene. Loro preferiscono dal friulano l'italiano, inutile. 5 punti conquista Dignano e quindi la prologo di Memacco Sì, avrà la busta numero 4 con C'è dal come stia friulano all'italiano. Sempre paese. Sempre Sempre paese. paese. Allora, appena la regia mi dà l'ok, partiamo con un minuto di tempo e la prima parola. Rivignano. Rivignano, Sedean. Sedegliano, Chiasteons. Castions di strada, Chiasarse. Casarsa della Delizia, Darbe. Arta, No. Rivignan. Rivignano, Sedean. Sedeano, Chiasteons. Chiastions di Chiastions di strada, Chiasarse. Casarsa, Darbe. Arba, Davian. Aviano, Mighie. Medea, Frofean. Fraforeano, Sunviele. Uvea, Ripartiamo da Rivignan. Rivignano, Sedean. Sedeano, Chiasteons. Chiasteons. Chiasarse. Casarsa. Darbe. Davian. Darbe, Daviano. Mighie. Frofean. Fraforeano, Sunviele. su Chieve, No. Allora, il tempo è scaduto. È Silvella. Silvella Vioce che se gli Oldevin che di Dignan, perché lui Silvella di di quel Fagagna, di paese. Feagne, E poi c'era Ville di Ciarnie, Villa Santina. Villa Santina, la villa, no? Allora, 4, 5, 6, 7, 8 su 10 per Memacco. Tentiamo una remontata. Allora, io però mi farebbe piacere parlare un po' di voi, della vostra prologo. Come avete vissuto questo ultimo periodo? Siete riusciti a organizzare qualcosa? State pensando di organizzare o per il momento ancora siete in stand-by? Ci mancano le sagre, mancano a chi veniva da noi e a noi che le facciamo, diciamo. È andato così quest'estate, né quella del Frico né quella di Viduris, insomma. Insomma, avete mangiato tutto a casa vostra in pratica. Fatto tutto in casa. Non c'è la possibilità col Green Pass di pensare appunto a progettarle nei prossimi mesi? Vedremo di, sì, appunto, adeguandoci a questo nuovo Green Pass, cercheremo di adeguarci. Ecco. Infatti quella che un mese fa circa non abbiamo fatto che 4 paesi sul Clemente, si pensava di farla, diciamo, tarda primavera, chiaramente con queste nuove regole che ci sono, sperando che si vada anche in meglio. Sì, ci si augura insomma, che la situazione vada sempre a migliorare. Salutiamo il resto della Proloco, perché in tanti ho conosciuto negli anni, tipo JR e la moglie Mercedes, JR, insomma, ormai tutti lo conoscono come JR, e quindi voi siete meno questa sera perché abbiamo valutato di portare qui in studio 7 componenti per squadra e quindi insomma più avanti, se le cose vanno meglio, ci sarà la possibilità di essere più numerosi. Va bene. Grazie alla Proloco Dignano, salutiamo tutto il paese di Dignano. Memacco invece che cosa sta preparando? Noi stiamo preparando il 4 e 5 dicembre a Memacco, faremo un fil di Curpa Nadal, che è un evento organizzato assieme alle realtà locali. Verrà installato un albero di Natale alto 6 metri che è rivestito da lavorazioni fatte a uncinetto, con la lana a uncinetto dalla compagnia intrecciata sempre di Memacco, e tutto attorno verrà fatto un mercatino di Natale con prodotti fatti a mano e anche prodotti locali, e il ricavato verrà devoluto al Cro di Aviano, l'area giovanile del Cro di Aviano, per cui vi aspettiamo per un fil di Curpa Nadal. Il 3 e il 4 dicembre? 4 e 5 dicembre. 4 e 5 dicembre? Allora vengo a vederlo, tanto sto momento ad arrivare. Mago?
Vengo a vederlo perché non l'ho mai visto, ma è la prima volta quello Volevamo fare l'anno scorso, poi Però- ovviamente le restrizioni non ci hanno permesso di poterlo fare con tutti i crismi e quindi ci proviamo quest'anno e siamo tutti carichi. Ecco, per Bene, questa ci cosa. fa piacere anche perché per una buona azione che Sì, fate, sì. quindi lo faccio anche volentieri io di essere presente, anzi mandami un messaggino così me lo ricordo. Assolutamente. Ecco. E per quanto riguarda le vostre iniziative, siete riusciti a fare qualcosa, No. magari utilizzando tanto l'online? Abbiamo fatto l'online, Eh. l'anno scorso a Natale per fare un presente alla comunità abbiamo realizzato proprio, il direttivo ha realizzato per tutte le famiglie un abete a mo' di addobbo, diciamo. E ci riproviamo ovviamente dopo 2 anni di pausa, assolutamente nel prossimo anno ci riproviamo con la saga di San Giovanni, la festa di San Giovanni a giugno. E anche lì, ripartire anche lì in ovviamente vale come per Dignano, come tutte le altre Pro Loco, non vediamo l'ora di ripartire, no? Certo. Per quello che si potrà fare ovviamente. Assolutamente, ma voi quanti siete a Moimacco come Proloco? Nel La direttivo, nostra- volontario? nel direttivo siamo in 7, i soci siamo sul 120 così indicativo, No, poi tanti. i soci poi sono i volontari che ovviamente in periodo di saga Sono quelli che aumentano. lavorano e che ci devono stare. A Dignano in quanti siete? Tanti, no? Sin avonde, numericamente preciso. Singavonde, questa è la risposta. Cubi? Come Sul numero cos'è? preciso mi prendi in conto, ma però anche noi saremo più di 100 sicuramente. 100? Ah, più di cui. Più di 100. Va bene, li conteranno uno a uno e la prossima volta me lo diranno. Va bene? Usmandengano dai. Sì, bravo, mandiamo lui. Adesso però dobbiamo scoprire il vincitore della puntata, perché la Proloco che vince questa sera affronterà la Proloco di Zoppola che ha vinto la prima puntata. Lo scopriamo grazie alla grafica e alla nostra regia che ci proietta il vincitore. Moimacco 70 punti, Dignano 47, Moimacco continua e studierà tutto su Zoppola. Cioè, Moimacco batte i campioni dei campioni, ma è naturalmente una battuta d'arresto, ce l'ha anche insomma la Juve, il Milan, l'Inter, tutti e anche Dignano ce Ma l'hanno. certo, È così. complimenti Monaco. Bravi. Però c'è il ripescaggio, cari amici di Dignano, Bene. perché tra poco nella pagina Facebook di Lo Sapevo compariranno le foto delle due Proloco, ma per il ripescaggio vale naturalmente solo la Proloco di Dignano, quindi con i vostri like votate Dignano, fatevi votare, contate tutti i componenti del direttivo Clic, e li obbligate clic, a clic, votare clic, su clic, Facebook, va bene? Grazie Massimo, grazie alla Proloco di Dignano, grazie alla Proloco di Moimacco. Grazie a Serena Fogolini, ci troveremo nelle prossime puntate, ma la prossima ci sarà Enrico, perché voglio vedere anche o lui. lassi il testimone Enrico Radivo che all'SNO de Vigniu de Tiarni è arrivata alla città di Udin, anzi capitale dal Friul, e vi odi di Tamesan un po' che i prossimi squadris. Ecco, io ringrazio la regia capitanata da Francesco Snidero con Simone Caramaschi e Chiara Miscoria, grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata di Lo Sapevo, ciao, arrivederci.